Nascerà il 1° febbraio il nuovo soggetto popolare Rete Popolare Veneto. Il leader di questo movimento è il ministro Mario Mauro, che in questo momento è in linea telefonica. Questo incontro si sta svolgendo nel comune di Padova. Addirittura con una formulazione paradossale, quelle che sono state le vicende dell'integrazione europea e dell'euro, e quindi dire che si vuole fare un nuovo centrodestra rappresenta una contraddizione interna. Il problema vero è che bisogna ridare fiato a una visione politica che torni a una visione alternativa sia alla sinistra, ma capace di mettere insieme quelle radici di solidarietà e di